Circa il 20% delle fatture elettroniche emesse o ricevute in Veneto dagli sportelli della CNA hanno riscontrato problemi e sollevato disagi. A renderlo noto la stessa associazione di categoria degli artigiani, che gestisce per le aziende oltre 5.000 fatture al giorno e imputa la stragrande maggioranza dei malfunzionamenti ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate. Noi abbiamo cercato in qualche maniera di preparare le imprese e di renderle pronte dal 1° di gennaio, mentre in qualche maniera il programma e la gestione da parte centrale è ancora in difficoltà, insomma non funziona come dovrebbe funzionare. Il problema principale consiste nel mancato recapito delle fatture da parte dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo prioritario scelto dall'impresa. Non di rado infatti l'agenzia segnala la fattura come consegnata ma nei software non si trova o viene recapitata diversi giorni dopo. Inevitabili disagi e costi per le imprese che subiscono questo disservizio, destinato a peggiorare nelle prossime 48 ore. Il 70% delle fatture relative a gennaio 2019 deve infatti ancora essere emesso. Molte imprese stanno aspettando qualche giorno, soprattutto si sta avvicinando verso fine mese per l'emissione delle fatture. Il rischio è quello di una congestione alla fine del mese, visto che il programma presenta ancora delle difficoltà tecniche. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate viene emessa in questo periodo una media di 2,6 milioni di documenti al giorno, ben distanti dagli 8,5 milioni di quando il sistema funzionerà a pieno regime. Il dubbio è che gli attuali problemi siano nulla in confronto a quelli che potrebbero riversarsi su migliaia di imprese venete. Quello che dobbiamo evitare è che il danno ricada sull'impresa, che in qualche maniera è già oberata da adempimenti, da burocrazia e ha la necessità di fatturare e soprattutto anche di incassare quanto ha realizzato con la propria prestazione.